Un inizio alla grande come governatore della Sicilia. No, un inizio alla grande è esagerato, un inizio normale, del resto quello che sto cercando di fare ne ho approfitto, considerato il fatto che fortunatamente il Lions del distretto 108Y Sicilia dopo tanti anni finalmente ha un governatore del Lions del distretto e quindi adesso io lo sono e sto cercando di valorizzare soprattutto per l'occasione la nostra terra. Sicuramente quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo dato la possibilità intanto a tutte le strutture alberghiere che ci sono, buona parte sono in overbooking perché oltre 1000 Lions provenienti da tutta la Sicilia sono qui, è un'azione anche di valorizzazione del territorio, grazie anche alla sovrintendenza, di fatto siamo della Valle, siamo qui dentro e quindi naturalmente abbiamo ottenuto le autorizzazioni perché di fatto questo evento avvenisse qui dentro. Il Lions International nella sua dimensione globale ritengo che il giusto posto, la collocazione ideale come associazione di volontariato più grande al mondo merita questo posto suggestivo. Questo posto che è il posto di Giunone, di Ercole, di gente del passato, della mitologia greca, ma anche di gente come Cicerone, di gente come Empedocle, filosofo del V secolo a.C. e comunque sia di Tigellino. Ecco, un posto incantevole, è giusto che gli altri sappiano la nostra storia, che è una storia che ci appartiene. Lions International di fatto con oggi, per quanto riguarda il distretto 108B, parte da qui lanciando questo grande momento di solidarietà umana e sociale attraverso quello che diventa concretamente una sorta di sussidiarietà circolante, attraverso quella che è la solidarietà concreta, attraverso un'azione concreta sul territorio. Oggi noi siamo stati anche fortunati perché qui abbiamo avuto la possibilità di ospitare anche i giovani del Campo Italia, ci sono 90 giovani provenienti da 37 paesi di tutto il mondo che ospiti del Campo Italia hanno trovato in questi giorni anche la possibilità di rimanere qui e devo dire che quello che vedete alle mie spalle è sicuramente incantevole, suggestivo e che sicuramente ci fa ricordare, visto il posto, alla nostra tradizione più bella che è la festa del mandorlo in fiore. Qui ecco per un attimo è come se fossimo in un momento di primavera, la primavera arriva qua, oggi è una giornata particolare, il nostro ricordo va anche a Borsellino certamente e noi oggi qui avremo modo di per lui soffermarci un minuto per riflettere soprattutto sul valore della nostra terra che deve diventare un valore di energia, di forze, di cose concrete, di proiezione al futuro, di sostegno, di solidarietà, di cose che devono vedere la Sicilia all'esterno, ci devono vedere veramente come protagonisti seri di riscatto in una terra che ha bisogno veramente di aprirsi all'esterno e già noi lo stiamo facendo. E qui nella Valle dei Templi il Lions International come Google Camp, come Dolce Gabbana apre l'anno sociale.